tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, che cos'è il famoso islamogoscismo? È una teoria astratta accademica? È un, diciamo, ferro vecchio della propaganda sovranista? Uno slogan meramente giornalistico? No, l'islamogoscismo è una scena concretissima. Questa scena si è svolta a Venezia, in una scuola dove si insegna di italiano alla numerosissima comunità bengalese locale. Già il fatto che avvenga in una scuola inserisce una gravità di secondo livello, ma stiamo alla cronaca, perché l'islamogoscismo è questa scena e sono tante scene come questa che avvengono nelle nostre città, soprattutto sotto campagna elettorale. Eh sì, perché in quella scuola si teneva un'accademia elettorale per i cittadini provenienti dal Bangladesh. Come insegnanti, due candidate della comunità medesima, candidate nelle liste del PD. Ritu candidata al consiglio comunale e Nisha che si presenta invece per una municipalità. Questo video lo trovate ovunque, è stato anche rimesso sui social, quindi è mera cronaca. Istruendo gli elettori bengalesi, in grandissima parte islamici, c'erano insomma donne velate e chiaramente la sensibilità dell'uditorio era quella, virgolettato delle istruttrici. Il 24 e 25 maggio andrete a votare per le municipalità, che sono 6, e per il consiglio comunale. Bisogna comunque sbarrare il PD, perché il PD è il nostro partito. Il PD è il partito della comunità islamica. Lo dicono esponenti della comunità islamica candidati col PD. Quindi viene teorizzato espressamente e d'altronde è già realtà. Così il voto è ok. Dopo, giustamente fanno anche delle precisazioni tecniche, dopo aver apposto una X sul PD non dovete votare per un altro partito. Cioè si fa scuola elettorale che diventa indottrinamento politico, che diventa propaganda condivisa con la comunità islamica, a cui si ricorda che il partito di riferimento è il PD. Quindi questo en passant vuol dire anche che il partito di riferimento delle donne velate è il PD, va benissimo, ma poi la smettano per favore di parlare di campo progressista, perché le due cose difficilmente stanno insieme. Ovviamente a Venezia c'è un calcolo elettorale specifico. La popolazione di fede islamica tra Mestre e Venezia può contare almeno 30.000 persone, di cui la metà originarie del Bangladesh, nazione da cui provengono i 7 candidati nelle liste del PD. Cioè non è un candidato, come dire, episodico all'interno di una offerta plurale che rappresenta giustamente le istanze di una comunità specifica. Sono liste egemonizzate dalla comunità islamica locale, che d'altronde è il loro partito, quindi giustamente lo egemonizzano. Le proposte specifiche relative alla campagna, tra l'altro ricordiamo che da questa comunità chiaramente schierata col PD è emerso quel ricorso incredibilmente accolto contro i manifesti elettorali della Lega che si permettevano di dire moschea no grazie, che sono stati vietati. Erano delle grafiche su dei bus, dei manifesti, e sono stati rimossi. Cioè oggi, ancora prima che costoro vincano le elezioni, se purtroppo mai le vinceranno, speriamo di no, non si può dire che non si vuole la moschea a Mestre, non che non si vuole l'Islam, gli islamici, non si discrimina qualcuno, si dice che non è una priorità da un punto di vista urbanistico amministrativo la moschea. Ebbene, non si può dire già ora, figuratevi cosa potrebbe succedere. Il loro programma infatti prevede la realizzazione di una grande moschea a Mestre, dove ci sono già parecchie moschee abusive, dove spesso non sappiamo di cosa si parla, in che lingua lo si fa e quali messaggi vengono diffusi.
la costruzione di un cimitero islamico, l'edificazione di un monumento per gli eroi nazionali del Bangladesh, con tutto il rispetto degli eroi nazionali del Bangladesh. Ma perché a Mestre Venezia dovrebbe esserci un monumento per gli eroi nazionali del Bangladesh? Obiettivamente mi sfugge. Ma al di là delle proposte specifiche su questa campagna elettorale, è una scena che proprio ci squaderna in modo plastico il cortocircuito culturale finale, che è quello racchiuso nella parola islamogauchismo, che coniò per primo il filosofo e sociologo francese Pierre-André Taguieff, perché è qualcosa che è stata incubata a Oltralpe. Oltralpe sono già avanti, ci sono già intere città, intere aree della Francia, la ex Francia dei Lumi, che sono diventate sostanzialmente lande in cui è diffusa la Sharia, ma poi ci hanno riflettuto fior di filosofi, e l'ha poi raccontato con la preveggenza del grandissimo scrittore Michel Houellebecq in Sottomissione, il quale ci ha ricordato che la tattica e la strategia anche di molte comunità islamiche e di chi muove i finanziamenti a queste comunità è usare le procedure elettorali e democratiche delle nostre liberal democrazie per portare le loro istanze, che spesso sono tese a cambiare la natura delle nostre liberal democrazie. Io non so se è andato in scena qualcosa di questo genere a Venezia o Mestre. Il sospetto è legittimo, visto le parole d'ordine che c'erano. Quello che so è che ormai è ufficiale. Il PD è il partito di riferimento della comunità islamica, con tanti saluti al progressismo. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché c'è la nostra intervista settimanale e anche di questo parleremo con Tommaso Cerno. Vi aspetto.